è superiore a tutti gli altri, guadagna subito 30-40 secondi, un minuto. Al suo inseguimento si porta Osa che è la sorpresa di questo Giro d'Italia, questo giovane spagnolo che questa mattina era terzo in classifica generale. Olano cerca in tutte le maniere di salvarsi, aiutato da un suo compagno di squadra, Acevedo. A 3 km dal Gran Premio della Montagna, la maglia rosa con un minuto di vantaggio su Figueras che riesce a tenere le ruote di Osa, dietro un altro gruppetto con Gonchar, Gotti, Noè e Contreras. Più indietro un gruppo tirato da Acevedo, compagno di squadra di Olano, un Olano in difficoltà. In questo gruppo c'è anche Caucchioli, c'è Velo, De Paoli e Savoldelli. Gran Premio della Montagna a 1 chilometro e prosegue l'azione Gilberto Simoni, anzi aumenta il proprio vantaggio nei confronti di tutti gli altri corridori. È veramente incontenibile oggi Gilberto Simoni, ha anche il tempo di salutare un fotografo che lo supera. Dietro Gonchar sta al Gran Premio della Montagna, primo Gilberto Simoni, con 1 minuto e 30 secondi su un gruppetto tirato da Gotti, poi c'è Contreras, c'è Figueras, c'è Osa, Gonchar e Noè. A 2 minuti e 25 un altro gruppetto con Acevedo, con Olano e Savoldelli. Nella discesa cambia la situazione, ma non cambia l'uomo in testa, anzi Simoni aumenta il proprio vantaggio da 1 minuto e 30 che aveva, il suo vantaggio si porta a 1 minuto e 50 secondi. In discesa si avvantaggiano all'inseguimento Gonchar e Osa, ma dietro Acevedo, Olano e Savoldelli cercano di andare a raggiungere il gruppo che li precedeva. Strepitoso. 47, quasi 50 km di fuga. Sì. Partito dopo 1 chilometro, sì, 1 chilometro e mezzo del Mottarone. Le rampe del Mottarone, il tratto più difficile con pendenze del 13-14%. Voltati pure Gilberto, troverai solamente l'ammiraglia, la nostra telecamera, la motocicletta di Fabretti, perché tutti gli altri sono ben distanti. L'anno scorso vinse a Bormio e quest'anno ad Arona. Avrebbe potuto vincere anche sul Pordoi, ma ha lasciato il successo a Julio Alberto Perez Quapio. Avevamo dei dubbi se avesse fatto bene o male, visto il minimo vantaggio che aveva nei confronti di Frigo. Oggi il sigillo, ed è trionfo vero questo per Gilberto Simoni. Eccolo in corso della Repubblica ad Arona, la maglia rosa sola sul traguardo, ed è suo l'84esimo Giro d'Italia, è di Gilberto Simoni, un'impresa maestosa quella del Trentino. Adesso aspettiamo 38 di gara, media 35.766. Bravo Paolo, si è risollevato dopo un giro sottotono qui ad Arona. Ecco De Paoli, scalatore pavese con Figueras. Ecco qui Figueras che si piazza terzo, quarto è De Paoli, 2 minuti e 42 il ritardo. E vediamo chi si piazza quinto, è Tosatto, buon velocista, non dovrebbe avere problemi Matteo Tosatto. Eccolo sul traguardo, Tosatto riesce a precedere Velo, poi Gonchar, c'è Vladimir Duma, Unai Osa e Andrea Noè.